Oggi ho preso un treno e ho visto una scena che purtroppo non è così rara. Il controllore ha dovuto inseguire più volte persone che non avevano il biglietto, che non solo cercavano di scappare, ma continuavano a ridere, a provocarlo, a deridere il controllore e lui stava semplicemente facendo il suo lavoro. Io i treni li prendo spesso e scene così le vedo quasi tutti i giorni. Persone che insultano, che rispondono male, che sbeffeggiano il personale. Secondo il gruppo FS, nel 2024 le denunce per aggressione al personale ferroviario sono state 381, ma dietro ogni numero c'è una persona, un capotreno, un controllore, un operatore che esce di casa per lavorare e si ritrova a gestire paura, rabbia e mancanza di rispetto. E allora forse dovremmo ricordarcelo più spesso. Chi indossa una divisa su un treno non è un bersaglio, non è qualcuno da sfidare o da umiliare, è una persona che sta garantendo in quel momento un servizio. La sicurezza sui treni non riguarda solo chi viaggia, riguarda anche chi ogni giorno quel viaggio lo rende possibile. E bisogna ricordarselo.